diretta, eccoci a un nuovo appuntamento con il Centro Culturale Roberto Ronchi. Diamo subito la linea a Francesco Nosari e a Tina Ghilardi. Benvenuti. Grazie e bentrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Un saluto solare, questo cielo di Lombardia, anche a te Francesco, che non mi sente. No, ti sento, ma è molto lontana come trasmissione, come emissione di voce. Perché visto che sta guidando, Tina ha ovviamente l'auricolare, quindi col viva voce non si sente ovviamente come se fosse al telefono normale. Perfetto. Oggi, cara Tina, un abbraccio a te, solare anche quello. Grazie. Oggi i nostri 4 gatti sono leggermente ridotti, magari a uno solo, c'è sempre però il gatto Gregorio, perché mi dicono che il canale 740 della televisione non funziona e funziona soltanto la radio DAB, quindi non siamo ascoltati su tutto il territorio nazionale, siamo fra intimi sostanzialmente. Va bene così, figurati. Allora Francesco, per chi ci ascolta, volevo dire che ieri abbiamo partecipato alla consegna delle chiavi al comitato salvaguardia di Petrarca, in questi locali in cui c'è questa progettazione di nel futuro di questo museo interativo dedicato a Petrarca. È stato fatto alla presenza degli assessori alla cultura ed è stato questa consegna delle chiavi. C'era presente vari soggetti come il Touring Club, a cui parteciperà come partner, come l'architetto Ermentini, come lo studio museale che abbiamo a Milano per la progettazione di questo. Invito appunto le persone a venirci a trovare a Milano e a conoscere questa parte di Milano e la progettazione su questo museo che verrà progettato nel giro di 2 o 3 anni. È comunque aperto per visite guidate o anche per manifestazioni. Ci tenevo a dirlo. Stamattina io e nonna siamo già in viaggio dalle 7:30 perché abbiamo partecipato a una corsa in quel di Ticino in cui il ricavato va a sostenere una disabilità presente nel quartiere e quindi c'è questa corsa a Ticino e questa festa. Dopodiché sono in macchina adesso perché vado a trovare mio figlio, perché c'è una rimpatriata di alpini, questo a Nimbro, Bergamo. Quindi ho dato un po' la visione di quello che ho visto io, a cui ho anche partecipato e quindi parteciperò adesso, per cui era giusto anche dirlo. Ecco, precisiamo che nel tuo municipio c'è quella che era la casa di campagna, sostanzialmente il luogo di residenza di Petrarca, e questo è spesso ignorato dagli stessi milanesi. E poi dobbiamo anche festeggiare, perché perlomeno io mi ritrovo con te adesso, dobbiamo anche festeggiare il fatto che meno male che abbiamo avuto un po' il risultato. Direi di sì, avevamo anche imbroccato abbastanza esattamente i risultati, penso. Esatto, io sono sempre un pochino più indietro rispetto a te, nel senso che sono molto più prudente, ma questa volta avevi perfettamente ragione tu, anzi mi sembra che pure centrato più o meno, perché tu avevi detto 33, quindi... No, avevo detto 30, avevo detto intorno a 35. Questa per la precisione. Io invece ero molto per difetto e quindi complimenti. Che hai questa sensazione. E anche le percentuali degli altri sommate a blocchi, arrivando al 90 ovviamente come
come somma generale, perché poi il resto è disperso, e li avevamo indovinati. Esatto, per cui complimenti a tutti, ecco. A tutti e soprattutto grazie. Adesso possiamo magari cominciare a fare delle riflessioni che quello che può essere successo o del fatto che adesso bisogna cominciare a pensare a quello che è l'ambiente. Abbiamo sentito questa storia dell'ILVA, di questi dati che sembrano siano stati dati, questo non è molto carino, e quindi non so se vuoi dire qualcosa tu in merito. No, ma guarda, nell'introduzione abbastanza celebrativa che abbiamo avuto si aggiunge qualcos'altro, e cioè siamo stati noi come associazione ringraziati da nostri amici che sono stati eletti al sud d'Italia. Finora, ieri sera ho ricevuto 2 telefonate. La prima a telefonare è stata per la verità la dottoressa Maria Luigia Montopolino, eletta a Pescara, e sono tutte esperte di bilanci responsabili del settore affidamenti di una banca internazionale, e sono tutte quelle, fanno parte di quel gruppo di persone che in Abruzzo e Puglia, fin prima del 2004, prima che la loro segretario Umberto Bossi avesse il malore, che poi è stato tragicamente incisivo nella storia della Lega, noi avevamo creato questi gruppi di persone che attraverso le conoscenze erano gli avvocati, i notai, i commercialisti, e quindi gruppi di persone ai quali culturalmente avevamo esposto quello che era il senso, il significato del progetto leghista, del progetto di autonomia e di federalismo della Lega. Bene, se ricordi, avevamo subito dopo che il segretario d'allora aveva fatto qualche battutaccia su questa nostra iniziativa, lui però aveva poi mandato, se non ricordo male, Roberto Calderoli a creare delle sezioni al sud, e che sono state create secondo il tipico sistema partitico sostanzialmente, mentre noi andavamo a prendere le singole persone che ci ascoltavano, che parlavano, che dialogavano con noi sotto un profilo essenzialmente culturale. La difficoltà in questi 15 anni quale è stata? È stata quella di mettere in relazione le sezioni create della Lega, che comunque ubbidivano ai criteri partitici che sono tipici del Sud. Anche per questo c'è una diversità, non c'è neanche dubbio fra come si sono formate le sezioni della Lega al nord e come si sono formate al sud. Mettere in collegamento queste sezioni con quei gruppi che noi avevamo creato. Adesso, grazie all'opera di Matteo, e qui dobbiamo dirgli un'altra volta grazie proprio a un grande amico, che è il nostro personale amico, questa distinzione, questa divisione, questa quasi incomunicabilità, perché era su piani e su livelli diversi, si è sanata, e dei nostri piccoli gruppi, erano una quindicina di persone in Abruzzo, sparse un po' in tutte le province dell'Abruzzo, una ventina circa in Puglia, una decina in Basilicata, hanno questa possibilità, anzi alcuni sono stati eletti e hanno ringraziato in particolare la Presidente dell'associazione, cioè te, Tina, e sì, perché così è stato, e una delle quelle che sono state più attente a noi è stata proprio
la dottoressa Maria Luigia Montopolino di Pescara, c'è stata questa interazione e parecchi di loro, da quello che capisco, perché rispetto al numero sono molti, entreranno nei prossimi consigli comunali. Uno è entrato addirittura, se non ho capito male, in un consiglio regionale nella precedente tornata in Abruzzo, però abbiamo la soddisfazione, qui celebriamo un'altra volta, abbiamo la soddisfazione che un lavoro condotto per 15 anni ha avuto un esito che è positivo, un esito che adesso va sfruttato, perché queste persone hanno mantenuto la loro identità culturale e ovviamente aderendo alla Lega, ma sotto il profilo culturale, avendo seguito, avendo comunque ascoltato quello che avevamo da dire loro e operando sotto questo profilo. Nel prossimo ballottaggio credo ce ne siano in ballo uno mi pare nel Molise, uno in Basilicata, altri due di quelli che avevamo incontrato e che si erano dichiarati disponibili ad ascoltare quello che noi dicevamo in materia di autonomia, quindi di responsabilità e di federalismo, e adesso vediamo di proseguire su questa strada e di far fruttificare quello che oggi come oggi può essere ancora visto come un frutto acerbo all'interno di un modo di vedere che sta letteralmente cambiando la storia del pensiero politico in Italia. Possono raccontare tutte le balle che vogliono, populismo che non esiste, che è proprio lontano da noi, il populismo, razzismo, tutto quello che vogliono. La realtà dei fatti è quella che anche con fortuna forse avevamo indovinato noi prima delle elezioni, è abbastanza bene tra l'altro, per l'ennesima volta tra l'altro, quindi non è un caso, possiamo pensare che forse non è più un caso. Tina? Ok, pensavo di averti perso, sei in macchina così. No, stavo dicendo che sì, ci hanno ascoltato ma hanno anche condiviso. È ovvio, come hai detto tu, che comunque ogni persona ha dentro di sé una storia, quindi mantiene quello che è una cultura e così. Queste persone hanno ascoltato ma hanno anche condiviso il pensiero ed è questo il punto. Ci sono diverse cose che sono poi una unione tra popoli di culture diverse, perché anche nella nostra stessa Italia ci sono culture diverse. Sì, certo. Questo è importantissimo, significa che tra culture diverse eppure dei problemi coincidono. Perché non solo che ci sono teorie come quella, ripeto, la nostra, semplice tutto sommato, diritto naturale, federalismo, autonomia e responsabilità, quindi, che possano essere capite, comprese da tutti e che coniugate secondo le esigenze territoriali, sociali, di comunità di ciascuno, possono essere messe sintetizzate, quindi possono dare frutti. Questo è quello che chiamiamo responsabilità, perché avere autonomia o il federalismo significa anche essere responsabili di quello che è, quindi qualsiasi cultura è responsabile perché ha una sua autonomia e federalismo. Questo è la cosa più importante. Esatto. Credo sotto proprio il profilo culturale, la responsabilità, questo sentirsi responsabili delle proprie azioni come comunità. Questo è importantissimo. Ecco, poi abbiamo ricevuto un'ulteriore notizia, e cioè preannunciata dagli uffici,
indirettamente probabilmente, non lo so, della CEI, è arrivata la risposta alle domande che noi avevamo posto nello scorso mese a Sua Eminenza il Cardinal Bassetti. Avevamo fatto delle obiezioni rispetto ad alcune sue affermazioni e preannunciata, venerdì mattina è comparsa sull'Avvenire la risposta da parte di Sua Eccellenza Monsignor Antonio Staglianò, detto Don Tonino, dei suoi fedeli, e vescovo di Noto, teorico della cosiddetta pop theology, cioè una teologia che trarrebbe spunto soprattutto dai testi delle canzoni in voga. Per carità, lungi dal criticare la cosa, ogni spunto può andare bene per fare teologia e io non sono certamente in grado di fare commenti di questo tipo. Quello che è certo è che la risposta è stata, a mio avviso, sotto un profilo teologico, per quel poco che ne so io, molto discutibile. Però è la vera essenza del rapporto che c'è oggi fra noi Lega, e la CEI, ed è una risposta di questo tipo sostanzialmente. Nonostante sia la Lega sia il partito che racchiude, che porta in sé il voto della maggior parte dei cattolici italiani, 32%, una roba del genere, di coloro che vanno a messa, attenzione, di coloro che vanno a messa. Nonostante sia per nostre rilevazioni al nostro interno l'80% dei nostri adepti si dichiari cattolico e il 90% cristiano, c'è il dubbio che prima di tutto che siamo cattolici, perché nella migliore delle ipotesi dovremmo essere più o meno luterani, stando a quello che ha risposto Monsignor Don Tonino, chiamiamolo così per affetto, ma probabilmente non siamo neanche cristiani. Mi dispiace che il canale 740 oggi non sia disponibile, proprio perché mi sarebbe piaciuto dare una risposta intelligibile e avere una interazione con coloro che ascoltano radio, e almeno i 4 gatti più il gatto Gregorio che ci ascoltano. Qui mi sa che siamo uno, forse neanche mezzo. Però il ragionamento che fa Sua Eccellenza Monsignor Staglianò, vescovo di Noto, è un ragionamento che lascia a me qualche perplessità. Cioè praticamente dice che siccome i vescovi italiani, vescovi siciliani addirittura, senza opposizione da parte della CEI, Monsignor Staglianò è una delle personalità più in vista dell'attuale dirigenza della CEI. Siccome i vescovi siciliani, con l'appoggio della CEI e senza opposizione da parte del Papa, hanno dichiarato che l'accoglienza degli immigrati è essenziale, è gesto essenziale per la carità, coloro che non la attuano non possono dirsi cristiani. E qui la storia diventa un attimino complessa. Mi piacerebbe trattarla con un maggiore approfondimento nelle prossime puntate della nostra trasmissione, sempre che ci sia una maggior diffusione, perché il problema è grosso. Cioè, caro Matteo, qui facciamo finta di essere seduti sotto al tavolo della Pesa piuttosto che sotto il tavolo di qualche festa della Lega. Siamo in 3, io, te e Tina, ci stiamo parlando
eravamo convinti fino a stamattina di essere cattolici, probabilmente non lo siamo, forse non siamo neanche cristiani. E la cosa, attenzione, che è su questo che si deve andare a battere e discutere e interloquire con le strutture, con le gerarchie della Chiesa Cattolica, perché la cosa è molto profonda, è molto grave. L'abitudine purtroppo invalsa da parte dei vari parlamentari, dei vari politici, esponenti politici, di conoscere il Monsignor tale piuttosto che l'arcivescovo tal'altro, piuttosto che il cardinale tal'altro ancora, non serve a niente nei confronti di una struttura che è sostanzialmente ancora una corte bizantina rimbalzata nell'epoca attuale. Serve un linguaggio adeguato e serve andare ad approfondire e a chiarire punti come questo. Noi abbiamo cercato di farlo nei mesi scorsi, un mese e mezzo fa, l'abbiamo ribadito in più puntate domenicali, abbiamo toccato evidentemente nel vivo l'argomento e la risposta preannunciata, non è che sia una cosa casuale, preannunciata è puntualmente arrivata nelle forme con i metodi che usa la Chiesa, la struttura della Chiesa Cattolica. Francesco, siamo ai saluti, ma abbiamo un'ultima chiamata. Sentiamo. Pronto? Pronto? Mi sente? La sento. Bene, buongiorno, sono Giovanni Matassi, Milano. Vorrei esprimere un desiderio. Dica. Almeno a Radio Padania, poter sentire un saluto dalla voce del nostro Papa Benedetto XVI. Guardi, io ho un rapporto personale con padre Ratzinger. L'ho conosciuto nel 62 per la prima volta. Avevo 14 anni e avevo i pantaloni corti. Sotto la Monaco, sul Graben, dietro, sotto la Mariensäule, dietro alla Marienfrau. Con mio zio, perché era lui che lo conosceva, mio zio von Schöpf, professore all'Università di Vienna. Le posso dire che è una cosa impossibile. L'intelletto di Sua Santità è vivissimo, è una persona straordinaria, però è debole, è molto debole e un saluto riceve anche pochissimo le persone, ma col cuore è vicino a tutti coloro che si dichiarano cristiani e cattolici. È vicino perché è un grande Papa, così come è un grande Papa anche questo. Attenzione, questo non è che sia poi fuori, ha una visione che risente molto della sua provenienza, però guardate che non è, certi atteggiamenti sono sbagliati. In realtà le cose sono molto più complesse e vanno maggiormente approfondite. Ma certo, a Sua Santità Benedetto XVI siamo affezionati perché abbiamo sentito in lui quella cultura, quell'attenzione per l'Europa che per noi è fondamentale. Perfetto, grazie Francesco, grazie Tina, ci sentiamo domenica prossima. Grazie Giulio Cesare, un abbraccio, viva Lombardo Veneto. Avete ascoltato Centro Ronchi.